Vangelo secondo Matteo, capitolo 20. Parabola delle faticature della vigna. O regno di Dio, ricette Gesù, a rassomiglia un padrone di casa, che accetta prima mattina per pigliare giornate faticature per vignale suo. Dopo che si era accordato con loro per non denaro o giorno, e mandai a faticare in due vignale. Mezza 9 la mattina, accetta una volta, e trovai altri faticature in mezzo alla chiazza, che stavano là senza fare niente. Eppure a loro ricetta, iate pure voi a faticare in due vignale mie, e quello che aiussa per raggia la finitura della giornata. Eppure chi si mettono a faticare in due vignale suoi. Accetta una volta a mezzogiorno, e tre, troppo mezzogiorno. E facette la stessa cosa. Accetta una volta e mezza e cinque, troppo mezzogiorno. Eppure danno trovai altri faticature che nessuno aveva chiamato a faticare. Eppure a loro ricetta, perché ve ne state qua tutta la giornata che mano in mano? Perché nessuno oggi ci ha chiamato a faticare, rispondettene pure questo. Iate pure voi a faticare in due vignali mie, ricetta pure a loro. Quando se ne trasetta o solo, o padrone chi le vignale ricetta a chi che le portava i conti. Chiama i faticature, era ognuno loro a papa, a cominciare nell'ultima benzina prima. Quando si è presentato chi che ne aiuta a faticare e 5 roppe mezzogiorno, avete ognuno loro un denaro e argento. Quando arrivai nei primi pensavano che avremmo avuto assai e più in denaro. Invece pure loro avevano un denaro per uno, come a tutte le altre. Petramente, pigliavano chi lo denaro e cominciavano a murmurare contro il padrone dicendo: ma come? Chi si sono venuti per ultimo? Hanno faticato un'ora sola e tu eri da loro stesso denaro che era da ognuno di noi, che avevamo sopportato tutto il peso della giornata e tutta la calimero sola. E il padrone rispondendo a una e loro ricette: amica, io non ti faccio una torta, non ti sei accordato insieme conmigo per un denaro. Pite perché sto due e vattene. Si vogliono pure a tutti quelli che sono venuti all'ultimo ora, stesso denaro che hai girato a te, non so padrone lo fa. Non posso fare tutto quello che voglio con i denari miei. O forse tu sei merioso perché sono stato buono con loro. Poi ricette Gesù: a così l'ultimo saranno i primi e i primi saranno l'ultimo. O terzo annunzio la passione. Veramente se ieva a Gerusalemme, Gesù pigliai e durice arrasato a tutta la gente e camminando per mezza via ricetta a loro. O viccan, noi mo stiamo saliendo a Gerusalemme e là o figlio dell'uomo sarà consegnato rinde in mano re capi, re prevede e re master la legge, che lo condanneranno a morte e lo consegneranno rinde in mano re pavane per essere insultato, frustiato e inchiuvato in coppa una croce, ma il terzo giorno a risorgerà. E figli di Zebedeo. Tanto si accostava a Gesù a mamma dei figli di Zebedeo, insieme ai due figli suoi, e buttava innanzi ai piedi suoi per domandare qualcosa. Gesù le ricette: tu che vuoi a me? Signore, le ricette che fa che questi due figli miei se potessero accettare una ritta tua e l'altra mangina tua, rindo regno tuo. Voi non sapete manco quello che state dimandando, rispondette Gesù. Voi potete vivere che locale c'è che sto per vivere? Sì, io potremmo vivere, rispondette loro. E Gesù aggiungette: o calice mio, pure voi sarete capaci di vivere, ma non attocca a me per far saltare ritta mia o a mangina mia, perché questo è per tutti quelli che è stato preparato Padre mio. Tutti i lati riesce, quando sentettero questa cosa, si arraggiarono con quei due frati, ma Gesù chiamai e duro ci avvicina a esse e ricette: tutte le capi del popolo, voi sapete, comandano ancora a loro come padrone assai terribile, e tutte le potenti fanno sentire con forza tutto il peso e il potere loro. Ma fra voi non ha da succedere la stessa cosa. Anzi, chi che è in mezzo a voi vuol diventare più grosso, sa da fare serve tutte le late, e chi che vuole essere il primo fra voi sa da fare serve e tutte le late. Perché pure il figlio dell'uomo non è venuto per far servire, ma per servire era la vita sua per salvare tutta la gente. E ci che Gerica. Per tremenda scende una rinda città di Gerica, non cofane gente. E gli va presso a Gesù. Due cicate che stavano assetate vicino alla via, sentettero che passava Gesù. Alluccarono forte dicendo: Signore, figlio di Davide, abbia pietà di noi. Tutta la gente ha cominciato a ristrillare perché si stessero zitti.
Loro invece si mettettero a lucca ancora più forte. Signore, figli di Davide, abbi pietà di noi. Gesù si fermava e facette accostare vicino a essa e le ricette. Che volete che io facesse per voi? Signore, fa già rapire gli occhi nostri. Fa che potremmo vedere pure noi. Gesù si intenerette innanzi a loro, toccai gli occhi a tutte e due e gli dice cade e subito si rapette negli occhi a loro e si mettettero pure loro a camminare appresso a Gesù.